Amici bellini, la metropolitana è la domanda più importante. Quanto è importante la metropolitana? Però Conte in conferenza, quindi in conterenza, qualcosa ce l'è riuscita anche a dire. Cominciamo. Veramente, perché poi la foto di ieri del Napoli, stay tuned, non era la nuova maglia Halloween, non era la terza maglia, era semplicemente la foto ufficiale del club che hanno voluto fare nella linea 6, e poi ne parliamo pure. Benvenuto, questo è sempre di Francesco Stendardo, che se leggete bene sono un matematico. Lasciate un like perché la conferenza ci lascia sempre qualche spunto, quindi il like è per Conte facepalm nei confronti di qualche domanda, insomma un po' per la quale qualche domanda è anche interessante. Andiamo per ordine, ci spostiamo, stavo proprio, secondo me anche un po' stanco, non so se stanco delle domande o proprio stanco del lavoro. Si comincia con la domanda forse un po' più attesa, perché visto che abbiamo questo incontro ravvicinato Lecce-Milan, dobbiamo pensare prima al Lecce, non dobbiamo pensare assolutamente al Milan. Però la domanda di Antonio Giordano è chiara: turnover, ci aspettiamo un turnover massiccio, ci aspettiamo un turnover moderato o non ci aspettiamo nessun turnover? E Conte risponde: ma perché? Perché? Il turnover perché? Prima di tutto gli dice non mi piace, sono tutti titolari, quindi frase insomma un po' spallettiana che abbiamo sentito da tutte le parti. Poi noi lo sappiamo però che non sono tutti titolari neanche per niente, perché non giocano. Però io faccio delle scelte in base a delle cose, anche a delle cose che voi non potete sapere, che però poi sapete. Conte sorride, dice in qualche modo voi riuscite a sapere delle cose, e stanno girando dei rumors di formazione. Si parla insistentemente di Neres, qualcuno parla di Simeone, qualcuno parla addirittura di Ngong. Andiamo a capire. Ma quindi insomma il fatto di fare, come vi dicevo, la conferenza 2 giorni prima permette a Conte di avere questa risposta safe, no? Molto molto sicura e inconfutabile. Ci abbiamo ancora un altro giorno di preparazione, di rifinitura per decidere, quindi non ha deciso ancora. Ora lei si aspetta un approccio diverso, visto che l'approccio con l'Empoli non gli è piaciuto? Speriamo meglio. Speriamo meglio. Catarisce. No, mi aspetto lo stesso approccio brutto. Mi aspetto che il primo tempo prossimo sarà brutto altrettanto. Vabbè, andiamo avanti. La stazione dell'arte, perché in questo caso almeno il giornalista cerca di utilizzare il momento di cronaca spostandola sulla domanda calcistica, una sorta di metafora così. Dice: la stazione dell'arte, visto che tappa è la nona, e ci mette dentro uno spunto che può essere quello che se il resto del calendario, perché noi affrontiamo il Lecce ma c'è Inter e Juventus, e quindi che tappa è la nona? E Conte ovviamente dice: aspettiamo, non guardiamo le altre, cerchiamo la continuità di risultati. E Conte alla fine è abbastanza preciso, non ci parla di continuità di prestazione, ci parla di continuità di risultati, il che ci comunica, per quelli che non sono soddisfattissimi di come sta giocando il Napoli, ci comunica che anche lui non è soddisfattissimo, quindi i famosi margini di miglioramento ci sono e dobbiamo poterceli aspettare. Ci sono dei momenti della vita in cui c'è un autobus che passa, ci sali e devi salire vestito bene, non devi salire in mutande, in ciabatte, in infradito. Quindi continuità di risultati sicuramente, che è la priorità assoluta, e poi giocare anche meglio arriverà, lo speriamo. E poi ovviamente la domanda delle emozioni, come emotivamente il Lecce, perché il Lecce è la città sua, perché in questo stadio con il Lecce ha segnato, insomma tutte le varie cose. Una cosa sono i sentimenti, una cosa è la professione. Lecce rappresenta le mie origini, anche la squadra del mio babbo, e bla e bla e bla. Raspadori al posto di chi? Nel senso, la domanda viene posta: se tu ci hai presentato una sorta di dualismo, se ti chiediamo di Neres, il dualismo tu in questo momento lo vedi più con Kvara che Politano. Il dualismo ovviamente Lobotka-Gilmour, che poi si sviluppa. Raspadori, questo dualismo con chi lo vedi? E Conte ci dice un attaccante, un secondo attaccante
che è la definizione mia preferita, nel senso la seconda punta, nel senso quello che può essere sottopunta, quello che può girare intorno all'attaccante principale, e giustamente Conte ce lo individua nel ruolo in cui sta giocando in questo momento McTominay. Cioè, se il Napoli continua con questa formazione, Raspadori è l'alter ego di McTominay, nonostante sappiamo che poi in fase difensiva McTominay si deve abbassare a fare la mezzala, ed è una cosa che Raspadori in qualche modo ha fatto. Ci ha provato Spalletti, ricordate, nel periodo della Turchia, quando eravamo in pausa. Ci ha provato Garcia, ci hanno provato vari altri allenatori, e anche Conte vede questa possibilità da seconda punta, che però credo che in fase difensiva dovrà fare quello stesso lavoro. Anche Spalletti in nazionale lo sta utilizzando così. Il rinnovo di Kvara. Vanno a ruba, eh? Ah, ve lo dico prima, muovetevi sul fluido.net. Vanno a ruba, giusto il numero 77, è una cosa iconica da morire, ma noi amma faticare. Il rinnovo di Kvara le dà fastidio, insomma, tutto questo parlare, eccetera eccetera. Conte già lo definisce il famoso rinnovo di Kvara, quindi vuol dire che questo parlottare è un po' martellante anche all'interno dell'ambiente, forse nella testa del ragazzo, forse nei corridoi di Castelvolturno, insomma è una cosa di cui si parla tanto, e Conte ci dice: sì, ci sono le discussioni tra il club, tra il ragazzo, il suo entourage, la gente. Io non entro, per quanto poi riguarda la questione delle cifre. Chiedo a Micia, poi lui penso che lo chiami Vicia, o Vicia, ecco, lo chiama Vicia, di stare concentrato, sereno. Poi Conte si trasforma in De Laurentiis, perché dice: nel calcio tutto può succedere, onorare questa stagione, insomma, non importa poi l'anno prossimo, fai bene questa stagione qua, e poi non vado oltre, chi vivrà vedrà, proprio la frase di De Laurentiis preferita. E io di Vicia non vedo problemi. Poi gli si chiede anche di Lukaku, come lo vede, eccetera eccetera, perché è l'ultima prestazione, giustamente, e Conte dice: no, è tranquillo, io non vedo nessun problema, non ci sono programmi particolari, sta facendo il suo lavoro. E poi via con il ciclo di ferro. Io so la domanda, so che bisogna parlare del Lecce, ma il ciclo di ferro ci stanno aspettando lì al varco, come la pensa, eccetera eccetera. E Conte con questa domanda ha la possibilità di ricordarci la mancanza di equilibrio nei giudizi che circonda il Napoli, perché arriva la prima sconfitta che era inaspettata ed è successo giù di tutto, è venuto giù di tutto. Dopodiché adesso siamo primi e c'è l'eccesso opposto che va a vincere lo scudetto per direttissima. Equilibrio. In questo momento lui si mette le mani in faccia, in questo momento qua, e dice una frase che secondo me lo differenzia da tutti gli altri allenatori che erano in ballottaggio con lui, insomma, di cui si parlava. Chi ha vinto sa cosa serve per tornare a vincere. In giro io leggo fesserie. Ecco, queste fesserie potrebbero essere di chi, per esempio, dice che devi difenderti a fare contro l'Empoli, togli Politano, metti Neres, eccetera, eccetera. Potrebbe essere questa una delle frasi che dà fastidio a Conte, perché lui sa. E sotto questo punto di vista, ragazzi, lui sa, perché nessuno ha più esperienza di lui nel prendere delle squadre che possono stare in difficoltà e farle dare il massimo. Quindi sotto questo punto di vista, se Conte è un po' più prudente, sia come tattica, sia come programmi per il futuro, accettiamolo, perché ha l'esperienza per potercelo dire. Noi dovremmo poterci fidare. E poi finalmente la domanda che tutti si aspettavano: l'esperienza in metropolitana come è stata, come si è trovato? È molto bella, è la prima volta che faccio la foto di gruppo, la facciamo in metropolitana, e poi la passione dei tifosi non è mai in discussione. Passano gli allenatori, passano le società, la passione rimane, le solite cose. Tra l'altro io non ci posso mettere bocca perché non abito più lì. Mi chiedevo, per fare questo servizio fotografico, che avete dovuto fare? Avete dovuto fermare delle corse, bloccare il traffico, la gente che aspettava? Qualcuno me lo può dire nei commenti, magari qualcuno si è trovato lì. Dall'esterno, no, mi arrivano gli articoli delle metropolitane più belle del mondo. Insomma, a livello architettonico l'arte è bellissimo. Molti però mi raccontano anche da lontano: sì, è molto bella, ma passano 3 treni e poi finisce.
e quindi bisogna unire l'utile al dilettevole, nel senso bellissima, ma rendiamolo anche funzionale. Questo non lo so, però lo dovete dire voi nei commenti per curiosità, perché la linea 6, come anche quella di Toledo, ma funzionano nel sistema metropolitano o sono solo belle per fare le cose fotografiche? E il Napoli che sfrutta questa cosa a livello di questa unione con la città ha rotto i coglioni di più alla gente, oppure la gente era contenta di fermarsi un attimo? Ditemi voi nei commenti, perché non ho proprio idea. Poi arriva la domanda di Claudia, che è una domanda, signori, lo sapete con Claudia, è una domanda giusta, è una domanda logica, è una domanda anche banale, se vogliamo, perché è una richiesta legittima. Cioè, arriviamoci, se Neres va in contrapposizione con Kvara, chi va in contrapposizione con Politano, visto che abbiamo bisogno delle coppie, e quindi le tre ipotesi sono Mazzocchi, che è ovviamente la prima che fa Conte, Zerbin, la possibilità di utilizzare anche Zerbin, o anche Ngong. Cioè, vedi che c'è lo spunto da parte di Claudia a dire anche uno un po' più offensivo. Conte non risponde necessariamente sui nomi, però entra un pochino, vedete che anche la domanda abbastanza semplice però può portare a una risposta tattica, e quindi tutta la io leggevo la chat, è arrivata Claudia, è l'unica che almeno ci dà un po' di soddisfazione, e dice: noi ne abbassiamo uno, perché quando ci attaccano sui 5 canali, no? Quando i famosi quinti e quindi che vanno, tu hai due possibilità: o abbassi un esterno o devi scalare un centrocampista magari in mezzo ai centrali. Quindi dice: noi ne abbassiamo uno, in questo caso Politano, così lasci Kvara un pochino più avanti, altrimenti dovresti abbassare uno tra Lobotka e Gilmour per fare più densità, per pareggiare i numeri di quelli che ti attaccano. Quindi per quanto riguarda Politano, il suo alter ego, vedrete. Ma una domanda anche abbastanza interessante, credo fosse Italia Mele, su Lukaku più vittima dei compagni che non avevano cominciato bene la partita, o i compagni vittime di un Lukaku che non era proprio in forma. Quindi, per spiegarci anche, per trovare una spiegazione alla partita, l'approccio male, insomma il primo tempo veramente deludente. Conte però non va nello specifico di questa domanda e dice tutti insufficienti, anche io che li ho scelti. Quindi non gli piace poi identificare in Lukaku il problema o nella squadra che poi abbia dato dei problemi a Lukaku. Tutti insufficienti e basta, e poi se le cose si aggiustano miglioriamo. La voglia di Simeone, la rabbia di Simeone è un simbolo insomma di questo Napoli. Così Conte dice Giovanni, riferendosi a Simeone, ma parla anche di Mattias, quindi Olivera, poi ci mette dentro Pasquale, di Mazzocchi, cioè tutti quelli che entrano poi, che subentrano, devono essere degli shock positivi. Ciao! Chiudono subito, non c'è più tempo, via, ciao. Insomma, niente di che, se non che Conte sa il fatto suo. Conte non sta lavorando a caso, sa che è una squadra che potrebbe diventare fragile da un momento all'altro e che sta cercando di costruirsi questa corazza. Poi nella corazza si potrà giocare meglio e si potrà rischiare di meno, perché a me va anche bene accettare una squadra che non sia più schiacciasassi. Faccio l'esempio di ieri dell'Atalanta, attaccavano, non sono riusciti mai a segnare. Poi ci sono altri esempi, l'Inter è stata in grande difficoltà, poi l'ha svangata nel finale, poi ci sono i Barcellona, ci sono gli Holland, mamma mia, rispondo a quelli che mi stanno rispondendo su X, perché io ho detto la polemica, no? La frase, ma quello Holland non è tecnico, la gente che dice così, quello è scarso tecnicamente, e posto la foto, il video del gol di Holland che fa un altro scorpione tutto al contrario, tutto girato. È chiaro che quello è atletismo e non è tecnica pura, non è un doppio passo con il tiro a giro, cioè non è tecnica. Ma la mia è una cosa per dire, ma che mi dite a fare? Andate a fare le pulci sulla tecnica pura. È una bestia, è la punta più forte che ci sia nel mondo e non si può mettere in discussione, perché sì, ma tecnicamente è meglio. E Yab, Holland, penso 44 gol in 42 partite di Champions. Se abbiamo bisogno di altro non mi sembra proprio il caso. Quindi signori, non si parla di Meret, non lo sappiamo, e la formazione domani
perché domani vi deve arrivare il pronostico, vi deve arrivare tutta la situazione con la simulazione e saprete già come finisce, quindi andate proprio lisci e tranquilli, e domani parliamo, perché non si è parlato, sto leggendo, no? Rafa Marin forse anche si scalda Juan Jesus, e facci come col Palermo, è sempre campionato, è sempre il Lecce, bisogna stare attenti. Non farei delle rivoluzioni assolute, perché non mi sembra proprio il caso. Magari qualche pedina, una per reparto, dove non mi dispiacerebbe, e anche se non vedessi Kvara titolare non lo considererei una bocciatura, ma semplicemente un preservarlo anche per il Milan, perché potrebbe essere una cosa importante. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Quanto è importante la metropolitana!